gigantesco cavallo di legno, tanto amato dai padovani, che campeggia all'interno del Palazzo della Ragione, si è vestito di luce blu lo scorso 21 settembre. Blu è il colore dei Lions, che quella sera si sono dati appuntamento nella splendida atmosfera del salone per inaugurare il nuovo anno di attività. 600 Lions appartenenti a 12 club dell'area padovana. Sono impegnati sul territorio con moltissimi progetti che vengono segnalati dai presidenti. Il mio club rappresenta il più anziano di Padova, avendo 58 anni. Sono lieto di questo avvenimento. Appartengo da 20 anni a questo club e quest'anno festeggiamo la 44esima charter. Sono molto orgoglioso di far parte di questo club perché è un club molto attivo. Il nostro club si occupa, come tutti gli altri club dell'Ion, di fornire degli aiuti, dei service a tutte le persone. Cerchiamo di essere aperti alle richieste della cittadinanza e in questa serata meravigliosa cerchiamo di aprirci e di trasmettere quello che abbiamo come principi lionistici a tutti i presenti e soprattutto a tutta quanta la città. Il nostro club ha 31 anni di vita e io appartengo a questo club dal 2000. È la seconda volta che sono presidente, per cui spero che l'esperienza precedente mi possa aiutare. Il nostro club ha 25 anni, ha più di 25 anni ed è un club importante in Padova, ma più che altro per le meravigliose cose che ha fatto, i service che ha prodotto. È da 30 anni che siamo sul territorio con service di tipo civico, culturale e sociale. Quelli di quest'anno, oltre a continuare i service internazionali, sono puntati su una guida a spasso con Elena in sinergia con l'assessorato alla cultura, per cui speriamo riusciremo a fare una borsa di studio come la nostra prima laureata al mondo e continuare il discorso sulla violenza sulle donne e sui minori che la nostra presidente dell'anno scorso forse con intuizione aveva cominciato e che quest'anno è diventato tema nazionale. Stiamo festeggiando i nostri 25 anni di insieme, siamo un club femminile, più che femminile, e siamo anche molto contenti. Quest'anno è il nostro anniversario, 25 anni di storia di Club Lionistica. Questa è una serata veramente straordinaria per tutti i Lions di Padova. Il nostro club è stato fondato 11 anni fa, io sono in questo club da 5 anni, siamo un club di tutte donne imprenditrici che dedicano molto del loro tempo a questa associazione. Il nostro club è molto giovane, uno dei più giovani, però molto attivo. Uno dei nostri progetti è Service e Leader, che è il nostro fiore all'occhiello, è il progetto Martina. Gianfranco Coccia, presidente del Gatta Melata, ricorda tra le molte importanti iniziative del suo club, attivo da 32 anni, il sostegno economico ai figli del carabiniere Raciti, ucciso in servizio, la collaborazione alla nascita della Città della Speranza e di molti interventi di restauro in città, dalle pergamene dell'Archivio di Stato al chiostro di San Francesco agli stemmi del Palazzo della Ragione. Il club Ruzzante è nato nel 1996, 16 anni fa. Il suo presidente, Urbano Tancredi, tra i molti service sottolinea in particolare l'impegno a fianco dell'associazione Il Volo per la cura delle malattie reumatiche del bambino. Se ne occupa nell'ospedale di Padova con grandissima professionalità il professor Francesco Zuliani. Il governatore del distretto, Gianluigi Recarti, sottolinea l'importanza dell'evento, che è già alla seconda edizione. I Lions, dice, vogliono ribadire l'appartenenza alla comunità e al territorio. Il mio proposito è, come linea conduttrice, passare dall'analisi alla proposta. Per fare questo ovviamente devono esserci progetti concreti, realizzabili e che diano soddisfazione. Questo è il filo conduttore di tutto l'anno. Il club e la città. Che impressione c'è in questo salone a vedere 600 Lions riuniti per salutare la città di Padova e mettersi a sua disposizione? È sicuramente una grandissima emozione. Siamo nel cuore di Padova in tutti i sensi. Per noi esserci, partecipare, condividere con la città è una cosa fondamentale. Il fatto di trovarci tutti assieme per la realizzazione di un service comune dimostra la validità del progetto di stare assieme. L'evento nel cuore di Padova ha una finalità sociale. Per il secondo anno consecutivo
viene elargita una borsa di studio per un'importante ricerca nel campo delle leucemie. La ricerca verrà condotta nel laboratorio di ematologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Padova, diretto dal professor Gianpietro Semenzato. Questo service si riferisce appunto a un finanziamento che ha permesso di istituire una borsa di studio per finanziare una biologa che ha approfondito i meccanismi di crescita delle cellule normali e capire come queste cellule normali poi diventano cellule neoplastiche che si riproducono in un modo, diciamo così, indifferenziato e senza nessun controllo. La ricerca si è rivolta in un particolare tipo di leucemia a linfociti granulati, e sono stati studiati i meccanismi di trasduzione del segnale, cioè di quelle vie che portano le cellule a dover andare verso uno sviluppo normale. Quando si interrompono queste vie normali ci sono dei difetti che portano a una crescita incontrollata. Trovare questi difetti permette innanzitutto di poter in modo, diciamo così, più preciso catalogare queste leucemie, che possono essere a prognosi più o meno grave, più o meno severa, e poi identificare anche quelle leucemie che oggi siamo in grado di guarire. Il contributo raccolto dai Lions verrà elargito attraverso l'AIL, l'Associazione Italiana per lo Studio di Leucemie, Linfomi e Mielomi. L'AI è un'associazione di volontariato nata 37 anni fa. Se ancora adesso c'è credibilità, vuol dire che il rapporto è stato sempre trasparente. Come operiamo? Intanto i volontari dell'AI sono nati proprio da quei reparti ematologici che con la propria esperienza, di conseguenza l'abbiamo pagata con le nostre spalle quello che vogliamo fare. Certamente 37 anni fa c'era poco da sperare, però l'AI ha voluto creare questo perché questo male debba essere debellato. Per debellarlo cosa ci vuole? La ricerca. Noi finanziamo la ricerca e tutte quelle cose che possono essere dei macchinari, che possono essere necessari per il reparto per poter proseguire in questa lotta. Vogliamo solo questo. Per questo ci siamo appoggiati, a persone volonterose e ahimè sono anche un Lions, e ho visto che dove arrivano i Lions, si arriva sempre a buon fine. Da 60 anni ormai i Lions sono una realtà attiva e operativa, sono nel cuore di Padova. Il governatore Recarti li invita a non smettere di sognare, a guardare al futuro. Qual è il motto del nuovo governatore? Vedo là un leone bianco. Il leone bianco è una razza a sé stante, non è un leone albino. Il leone bianco è noto dagli indigeni per la forza, la lealtà, il coraggio e la capacità di lavorare assieme. E il mio motto racchiude tutto quello che significa essere Lions oggi. Essere Lions oggi significa avere voglia di sognare, coraggio di fare e orgoglio di appartenere. L'augurio di buon lavoro ce lo regala il futuro governatore, Chiara Brigo. Sono felicissima, onoratissima di essere qui per il secondo anno. Auspico che ci sia ovviamente anche il prossimo, anzi vedo che vi migliorate eccetera. So che l'iniziativa oltretutto ha un bellissimo scopo e quindi penso che sia veramente una bellissima iniziativa e una bellissima cornice. Vi ringrazio tantissimo e vi auguro un anno splendido con veramente un sacco di iniziative a frutto. Grazie mille.